Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, vediamo di rimettere un attimo in fila i fatti basilari e la logica elementare, perché sulle rivolte di Los Angeles sta andando in scena veramente un caso di scuola di verità capovolta, che è la specialità del mainstream progressista o di quel che ne rimane. Anzitutto ricordiamo due direzioni programmatiche chiare e fondanti della campagna elettorale con cui Donald Trump è stato eletto alla Casa Bianca e ha ottenuto il consenso maggioritario degli americani. Tra l'altro sono due parole d'ordine che si inseriscono perfettamente nella tradizione repubblicana, ovviamente rideclinate, diciamo, alla luce del nuovo sviluppo MAGA, per semplificare, che Trump ha impresso alla destra americana. In ogni caso, la prima parola d'ordine era sostanzialmente Law and Order, parola d'ordine classicamente repubblicana, classicamente nixoniana, che ricorda un ABC delle società di diritto, delle democrazie liberali, cioè l'imperio della legge e la sicurezza e la pace e la prosperità dei cittadini garantite dall'imperio della legge. Era la famosa parola d'ordine con cui Nixon parlava alla maggioranza silenziosa, che anche oggi, diversamente articolata, è il cuore pulsante del trumpismo. E poi c'era l'idea di contrastare autenticamente, drasticamente la piaga dell'immigrazione clandestina, anche con espulsioni di massa, non deportazioni, espulsioni di massa su larga scala, sì, andando a cercare i clandestini, ovviamente, perché la condizione per espellerli è trovarli. Da questo punto di vista il richiamo era alla più grande operazione di espulsione di massa di immigrati clandestini, soprattutto riferiti al confine sud della storia americana, che fece un presidente repubblicano che si chiamava Ike Eisenhower, che riportò oltre il confine più di 1 milione di immigrati messicani e latinoamericani. Capite, per inciso, che è un po' difficile dare del fascista a Ike Eisenhower per ovvi motivi che intuisce chiunque abbia distrattamente aperto un sussidiario di quinta elementare. Questa era, diciamo, una parte importante della piattaforma programmatica di Trump. Cosa succede una volta che viene eletto anche su queste parole d'ordine, soprattutto su queste parole d'ordine? Succede che in California scatta la rivolta contro gli agenti della polizia preposti a individuare i clandestini e procedere con le espulsioni chieste dal popolo americano. Non solo a Los Angeles, ma soprattutto a Los Angeles, iniziano attacchi violenti contro questi agenti di polizia, blocchi di strade, blocchi di autostrade, saccheggi urbani, attacchi alla popolazione civile, presa di controllo di molti sobborghi urbani da parte di squadracce spesso di immigrati clandestini col volto coperto, che sventolano bandiere di altri paesi, che si danno alla violenza e al saccheggio, che aggrediscono anche la polizia che tenta di fermarli, cioè si innesca una rivolta urbana, una palese violazione del basilare Law and Order che sta alla base delle società civili. Trump, per ripristinare la legge e l'ordine, quindi la possibilità che si dia una libertà autentica e ordinata, manda la Guardia Nazionale e di fronte alle violenze organizzate che prendono sempre più piede e che non si arrestano nemmeno di fronte alla polizia, allerta anche i Marines, allerta anche l'esercito, perché giudica inaccettabile che queste violenze proseguano, crede che il monopolio della forza da parte dell'autorità statale federale vada ripristinato, crede che sia suo diritto dovere della politica procedere con una cosa chiesta dagli elettori, cioè il contrasto all'immigrazione clandestina, che peraltro, come ricorda lo zar dei confini Tom Homan, è un reato di per sé, è un problema di per sé.
che si aggiri un clandestino sul suolo americano di qualunque nazione sovrana. Questa è la storia raccontata in base ai fatti e alla logica politica. E quindi nella storia effettiva Trump sta difendendo libertà concrete degli americani, sta difendendo la legge e l'ordine, sta contrastando seriamente e non nella retorica l'immigrazione di massa e clandestina. Cosa succede nel racconto? Trump diventa l'attentatore delle libertà americane, l'eversore addirittura, cioè alla Casa Bianca ci sarebbe un eversore e diventano invece idoli del mainstream il governatore della California, Newsom, che non ha fatto evidentemente nulla per impedire questa situazione e che invece di schierarsi apertamente con la legge e l'ordine, come sarebbe suo dovere da governatore dello Stato, passa il tempo a fare ricorsi contro i provvedimenti di Trump, non a contrastare le violenze. Un altro idolo del mainstream diventa la sindaca democratica di Los Angeles, ovviamente, che anche lei passa il tempo a dare interviste contro Trump, piuttosto che a stare sull'emergenza che coinvolge i suoi cittadini, principalmente quelli dei sobborghi popolari monopolizzati da queste squadracce violente. Loro diventano gli idoli delle libertà americane, Trump diventa l'eversore, diventa ovviamente e sempre e comunque il fascista. Capite che siamo al capovolgimento totale. Per appigliarci alla realtà, torniamo ad alcune delle parole di Donald Trump che ci riguardano anche, perché tra le altre cose ha detto: non permetterò che gli Stati Uniti siano distrutti da migranti illegali e criminali del terzo mondo. E poi ha rivolto un ammonimento esplicito all'Europa, ha chiesto all'Europa di fare qualcosa per l'immigrazione prima che sia troppo tardi. Lo dice da presidente di una grande nazione, la più grande democrazia del mondo, dove la seconda città del paese è in balia di queste violenze, di queste squadracce. L'immigrazione incontrollata porta a caos e distruzione e sta invitando l'Europa a seguirlo in un'agenda normale di legge, ordine, sovranità degli stati, rispetto dei confini, rispetto delle libertà dei cittadini. Questa è l'agenda normale di Trump. Col fascismo da 0 a 10 c'entra -2. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.